AstraZeneca si utilizzerà solo per gli over 60. Noi attualmente abbiamo una platea ancora da vaccinare di circa 3 milioni e mezzo di over 60. Dobbiamo effettuare la seconda dose, che sarà con AstraZeneca solo per over 60, ancora circa 3 milioni e 900 mila. Per il resto faremo vaccinazione eterologa, quindi per le seconde dosi da fare sotto gli over 60 con vaccini mRNA. Arrivano poco dopo le 16, durante la conferenza stampa del ministro Speranza con il commissario straordinario Figliuolo, il coordinatore del CTS Locatelli e il portavoce del CTS Brusaferro, le nuove indicazioni relative alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per le prime dosi sarà utilizzato solo per gli over 60, in caso di seconde dosi per gli under 60 saranno inoculati Moderna e Pfizer. Questa decisione, ha spiegato il commissario Figliuolo, avrà qualche impatto sul piano vaccinale, ma sono sicuro, ha aggiunto, che tra luglio e agosto riusciremo a mitigarlo. Intanto nella Marca sono 17.000 i trevigiani over 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca. Mancano circa 20.000 richiami. Per quanto riguarda invece gli under 60, restano da fare 3.393 richiami. L'ULSS 2 ora attende indicazioni dalla Regione alla luce del pronunciamento del CTS. Sul fronte contagi, poi, nei centri per anziani, disabili, minori e dipendenze dell'USL 2 non si registrano positività al Covid, ospiti e personale tutti negativi, una situazione che non si era mai verificata prima, ha spiegato il direttore generale Francesco Benazzi, facendo il punto sulla situazione. Nei consueti screening all'interno degli ospedali sono invece emerse 4 positività tra il personale sanitario. Si tratta di un infermiere e 3 OSS, tutti non vaccinati. Per quanto riguarda l'incidenza, siamo a 16 casi ogni 100.000 abitanti. Ultima considerazione riguarda uno dei protagonisti di questi mesi di lotta al Covid, il direttore della microbiologia di Treviso, Roberto Rigoli, da oggi, dopo il parere favorevole espresso dalla conferenza dei sindaci, alla guida dei servizi sociali dell'USL 2, a sostituirlo al momento alla direzione della microbiologia la dottoressa Elisa Vianna.